Sono Daniele Bottarel, titolare dell'azienda Il Quadrifoglio, e da oltre 20 anni ci avvaliamo della consulenza dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Asol e Montebelluna per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza e dell'ambiente di lavoro. Riteniamo di riuscire a controllare e gestire bene tutti i possibili fattori di rischio che possono essere presenti nella produzione interna, perché godiamo di macchine di ultima generazione, impianti completamente a norma e di lavorazioni parametrizzate. Queste condizioni però di totale sicurezza non si possono sempre replicare nei cantieri che cambiano tutti i giorni e quindi i nostri posatori si trovano a dover operare in condizioni al contorno che sono completamente diverse giorno dopo giorno. Il titolare dell'azienda, Daniele Bottarel, ci ha espresso un bisogno, una volontà, che era quella di riuscire a aumentare la sicurezza effettiva dei propri lavoratori, quindi tutelare maggiormente le proprie risorse, le risorse umane presenti in azienda. Da lì ci siamo confrontati e gli abbiamo proposto di implementare un sistema per la sicurezza nella gestione dei luoghi di lavoro. E da lì ci siamo confrontati e si è optato per una guida UNINE, in particolare la guida operativa Sistema Casa Artigianato. Questo è un progetto bellissimo, nato da un progetto dell'INE, Regione Veneto, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e fortemente voluto dagli enti paritetici del mondo artigianato, per cui il COBIS e il CPR. Abbiamo lavorato per quasi un anno all'interno dell'azienda e il progetto ha coinvolto tutte le figure aziendali, ovviamente in modi e con tempi diversi. L'azienda ha chiaramente definito un responsabile di sistema e gestione, Roberto Posmo, e con lui abbiamo quindi lavorato nel corso dell'anno con degli incontri periodici. Abbiamo definito dapprima la politica aziendale in materia di salute e sicurezza, definito poi una serie di attività, pianificato delle attività, siamo andati ad eseguirle e a fare dei check periodici per capirne un po' l'andamento, al fine proprio di migliorare il sistema, che ha dato degli evidenti risultati. La cosa più bella è che da questo progetto sono poi emersi due nuovi progetti, che assieme all'azienda abbiamo portato avanti. Il primo riguarda un sistema premiante per la gestione dei near miss e comportamenti pericolosi, quindi i lavoratori sono stati attivamente ingaggiati per andare a gestire questa fase così importante. Il secondo è stata l'istituzione di una giornata per la sicurezza aziendale. Quindi l'azienda, ormai siamo al terzo anno, ha una giornata dedicata alla sicurezza in azienda per tutti i lavoratori. L'obiettivo era quello di far usare l'imbracatura e la linea vita quando si lavorava in quota. Su questo modulo praticamente il posatore a fine cantiere mette con delle crocette ciò che ha usato, ciò che gli mancava per quanto riguarda il lavoro in quota. La scheda compilata dava modo di avere dei punteggi. In base ai punteggi venivano dati dei premi. Il premio consisteva nell'avere una giacca, dei pantaloni impermeabili per lavorare anche sotto la pioggia. Il sistema premiante ha dato subito i suoi frutti perché da subito i posatori hanno usato sia la linea vita che le imbracature. Ed ecco allora che l'azienda, il Quadrifoglio, ha deciso di istituire la propria giornata della sicurezza, dove tutti assieme decidiamo di spegnere gli impianti, di fermare le macchine, di tenere i posatori a casa, non si va in cantiere, e ci si riunisce tutti attorno ad un tavolo perché è giusto dare la possibilità a ogni ambito produttivo di far emergere le necessità per poter lavorare in sicurezza e tornare a casa sereni.